Benvenuti in questo terzo video dove vi vado a spiegare meglio e vi rispondo a molte domande che i nostri clienti ci fanno su come gestire le utenze per quanto riguarda i rustici. Cosa intendo? Ci sono due zone oppure più zone, ma la zona quella più wild, come dico io, è la zona di Schiara di Tramonti. Quindi se questo rustico che avete scelto ricade in quella zona, dovete sapere che lì Enel non arriva, proprio è stata fatta una votazione da parte del comitato che non hanno voluto i pali e la luce dal punto di vista, diciamo, dell'indotto, perché creava un po' di problemi paesaggistici. Come si può risolvere questo? Lì abbiamo due modi, o con un generatore, che era il vecchio stile, o adesso con gli impianti, diciamo, fotovoltaici di nuova generazione, possono essere messi o esterni al rustico se abbiamo il terreno e riusciamo a nasconderli bene che non si vedono troppo, oppure si possono mettere integrati nel tetto. Ci sono delle zone dove il tetto deve essere per forza in ardesia, quindi andranno montati i pannelli solari integrati nel tetto in ardesia, oppure nella zona dove faranno recuperare il tetto con i coppi, quindi con il color mattone, anche lì si possono mettere integrati nel tetto, gli viene messa una pellicola color mattone che fa sì che non vengono e non creino problemi da chi arriva dal mare, perché la motivazione principale del blocco dei pannelli solari montati sul tetto è che creano specchio dalle navi che viaggiano lungo il mare e possono distrarre o creare problemi. Questa è una cosa fondamentale da sapere. Se non siamo a Schiara e siamo in altre zone dove l'Enel arriva vicino, sarà a carico nostro, quindi di chi compra il rustico, realizzare l'impianto fino ad arrivare all'esterno della proprietà e da lì al palo, ok, l'Enel vi farà un preventivo per i corrugati e per avere il collegamento. Questo è quello che riguarda l'energia elettrica. Per quanto riguarda l'acqua, 99 su 100 è collegato, tutti i sentieri CAI sono collegati dall'acquedotto, quindi a quel punto basterà richiedere un allacciamento e portare il tubo fino all'origine da dove arriva appunto Iren, che ora è il gestore locale, diciamo la municipalizzata. Quindi diciamo che la parte che riguarda gli impianti tecnologici sono questi. Per quanto riguarda invece la parte degli scarichi, come vi ho detto nel primo video, chi farà la pratica andrà chiesta all'ARPAL un'autorizzazione, vi daranno delle prescrizioni come deve essere realizzata la fitodepurezione, quindi avrà una fossa IMOF che va poi a decantare e va a perdere direttamente nel terreno. Questo è l'unico modo per cui si può scaricare i bagni e i WC, appunto gli scarichi dei nostri rustici alle 5 Terre. Ora seguitemi nel prossimo video dove vi andrò a spiegare un'altra notizia importante da sapere prima di investire per un immobile alle 5 Terre.